Nel cuore delle piccole Dolomiti, tra le maestose pareti del gruppo del Carega, si nasconde una delle ferate più suggestive del Veneto, il Vai Oscuro, un itinerario che regala passaggi spettacolari e paesaggi capaci di ricordare le grandi Dolomiti. La nostra avventura parte dal rifugio Cesare Battisti alla Gazza. Dopo circa un'ora e un quarto di cammino raggiungiamo l'attacco della ferrata, che affrontiamo in discesa. Iniziamo con la variante di Lontelovare, oggi obbligatoria a causa della frana che ha interessato il sentiero di collegamento sottostante. È il tratto più impegnativo della giornata. Passaggi verticali e in alcuni punti leggermente strapiombanti. Dopo circa 45 minuti raggiungiamo una cengia che ci conduce in una splendida conca, dove ci fermiamo ad ammirare un ambiente davvero straordinario. Da qui inizia la ferata del Vai Oscuro. I primi metri si sviluppano all'interno di una stretta fessura nella roccia, per poi lasciare spazio alla risalita del Vaio tra pareti imponenti e scorci spettacolari. Arriviamo così al punto più iconico della via, il passaggio sotto un enorme masso incastonato tra due pareti, un luogo incredibile, dove ci fermiamo ad ammirare la grandezza delle montagne che ci circondano. Proseguiamo fino a Forcella Scala, a 1850 metri, dove termina la ferrata. Da qui rientriamo, passando anche per il rifugio Scalorbi, con negli occhi panorami grandiosi e la soddisfazione di aver scoperto uno dei luoghi più affascinanti delle piccole Dolomiti. Sono Marco Pocaterra e da 7 anni percorro gli itinerari più affascinanti dell'arco alpino italiano. Seguimi per nuove avventure.